Se Andrea Di Somma ha definito la goliardica il Real dei dilettanti, la divisa del Bogliasco di Guido Poggi ricorda terribilmente quella dell'Atletico Madrid. Al Ligorna va in scena un classico, sì, ma tra due icone del calcio ligure. Goliardica-Bogliasco inizia nel segno dei padroni di casa con il destro di Olanda che dà solo l'illusione del gol. È il numero 1 Granata Mosetti, poi a evitare che Cappelletti insacchi il gol del vantaggio ospite. Si spegne invece direttamente sopra la traversa il tentativo del 10 bianco-rosso Moschillo. Il lampo blu Granata arriva al quarto d'ora, De Vecchi vede la porta e calcia, ma Valenti si rifugia in corner sul quale sbuca la testa di Raiola, brava ad anticipare tutti, ma palla sul fondo. Il sinistro di Del Vecchio alla mezz'ora e l'incornata di Orecchia spaventano la goliardica, anche se l'occasione più grande, sciupata, è sui piedi di Moschillo. Nella ripresa, occhio alla lente di ingrandimento della nostra videocamera, prima il Bogliasco reclama un penalty su Cappelletti, Giordani è impassibile, concede il rigore solo 2 minuti più tardi, ma nell'area avversaria. Beninati va giù, il contatto è evidente, nonostante qualche protesta degli ospiti per una precedente spinta presunta di Vignolo, l'arbitro indica il dischetto. Lo specialista Raiola batte Valenti che intuisce ma non basta, è un gol pesantissimo a cui potrebbe seguire la rete numero 2 con la girata a lato di Durand. Reazione degli ospiti con il colpo di testa fuori di Weintraub, poi è Valenti a dire di no a Olanda, lanciato a rete. Debole la conclusione di Moschillo, facile il lavoro di Mosetti, così come è facile la presa per Valenti dopo che Monticone fa tutto bene, fuorché la conclusione. Si scalda ancora i guantoni Mosetti sul tiro da fuori di Del Vecchio, poi Olanda si divora il gol del definitivo 2-0. Poco male per gli uomini di Somma, perché l'ultimo tentativo dei biancorossi si spegne sul fondo. Giordani fischia 3 volte, la goliardica trova i primi 3 punti in campionato.